abitano in un paesello, qua dei dintorni, più brutto è, più misero e lerce, più si imbizzarriscono con tutte le loro più vistose galanterie. Caro Signore mio, del resto, le donne è la loro professione. Caro, facessi una capatina in città avrei proprio bisogno di questo e poi di quest'altro e poi se non ti secca, caro, se non ti secca, e passando di là, già che ci sei, ma cara mia, ma come vuoi che io ti sbrighi tutte codeste faccende in sole 3 ore? Ma che dici? Prendendo una vettura? Guarda che per sole 3 ore sono venuto senza le chiavi di casa. Vabbè, perché ho bisogno di attaccarmi così, con l'immaginazione, alla vita degli altri, ma senza piacere, senza appunto interessarmene, anzi, per provarne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita, così che non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa? Con prove ed esempi continui a noi stessi, implacabilmente. Perché noi non sappiamo da cosa sia fatto, ma c'è. E ce lo sentiamo qua, con un'angoscia nella gola, il gusto della vita. Che non si soddisfa mai, non si può mai soddisfare, perché la vita, nell'atto stesso che la viviamo, è così ingorda di se stessa, che non si lascia assaporare. Il sapore è passato. Perché a poco l'orrore del corpo di lui, in tutte quelle immagini indelebili, era divenuto orrore del mio stesso corpo. Un corpo che ogni sera davanti allo specchio mi domandava se davvero fosse ormai così poco desiderabile da non essere più nemmeno guardato di sfuggita da un uomo come quello. No, cara. Sempre, anche se venissi ad abbracciarti, resterebbe in me questa infinita lontananza da cui ora ti guardo. Posso, come niente, spogliarti di codesta veste verde di seta che ti inguaina e vederti uscir nuda da una corteccia di querce, ninfa di bosco. Anche tu, così incantata nel silenzio, non sei più qua ora. Che vedi? Me, giovine, in un tempo immemorabile, cara. Giovine io fui in quell'epoca favolosa che tu eri ninfa di bosco, e fui allora gigante di tale prodigiosa statura che mi bastava alzare appena una mano per prendere in cielo la falce della luna. Mi fa una stizza che lei non può capire. Certe volte la afferro, la scuoto, le credo stupida, scrollandola, e si piglia tutto. E rimane lì a guardare con certi occhi che mi fanno venire qui alle dita una selvaggia voglia di strozzare. Ma forse la sua signora... Mi lasci dire. Se la morte, caro Signore, fosse come uno di quegli insetti schifosi che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso. Lei passa per via, un altro passante la vede cauto, con 2 dita protese. Le dice: permette, egregio Signore, lei c'ha la morte addosso. E con quelle 2 dita protese la afferra e la getta via. Sarebbe magnifico. Ma la morte non è come uno di quegli insetti schifosi.